Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi useremo un nuovo circuito che il vostro Marietto ha fatto anni fa per la difesa radionica col Pentalfa più 72 nomi divini. Questo è un piccolo esempio didattico in cui noi potremo operare e difenderci con questa Pentalfa. Vi ricordo che la Pentalfa era usata dal grande Salamone 3500 anni fa circa. Bene, prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda e del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram. Alle 20:30 il lunedì sera teniamo un percorso esoterico gratuito su Telegram. Se vi scappa anche un super like è ben accetto. Bene, iniziamo questa breve piccola pillola didattica del vostro Marietto. La prima cosa è avere il quadrante radiostesico per la valutazione che si può scaricare nel sito del capitano.altervista.org o nei nostri gruppi Facebook. Quindi mettete il testimone qui. Il testimone può essere praticamente una foto, un pezzo di carta con nome e cognome scritto e data di nascita, oppure un'unghia, un capello, oppure un batuffolo di cotone imbevuto di saliva della persona che si vuole esaminare. Poi prendiamo un pendolino. Già nelle lezioni basiche di radiostesia vi ho consigliato un pendolino di ottone. Quindi chiediamo se questo circuito di difesa radionica Pentalfa potrebbe andare bene per il nostro caso, perché magari ci sentiamo un po' sotto stress o sotto attacco magari di notte per entità o parassitaggio. Chiaramente il vostro Marietto vi consiglia sempre di fare prima, in ogni caso della ricerca radionica o radiostesica, di fare praticamente un ovetto luminoso, il cerchio di fuoco e la meditazione a stelle di Davide. Bene, fatto questo sappiamo che possiamo andare avanti perché ha dato il risultato sì. Lo togliamo e passiamo al quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, così sapremo se funzionerà o meno. Mettiamo sempre qui il nostro testimone e via, chiediamo. E vediamo che questo circuito che useremo sarà molto favorevole. Vedete? Il pendolino parla chiaro. Sarà molto favorevole. Bene, quindi fatto questo, e vi ricordo sempre che questi circuiti si possono scaricare gratuitamente dal sito del capitano.altervista negli ebook e sono gratuiti. Bene, fatto questo, vediamo quanto tempo dobbiamo lasciare il nostro testimone dentro il circuito radionico per difesa Pentalfa. E qui ci dice almeno 8 ore, 9 ore. Vedete? Bene, lo lasceremo 9 ore. Quindi togliamo il pendolino e prendiamo questo circuito. Questo circuito, vi ripeto, lo potete trovare negli ebook del capitano.altervista.org o nei gruppi Facebook del Marietto e di Hildegarda. Quindi mettete qui il testimone, vedete, è composto da 3 decagoni, il cerchio, doppio cerchio, Pentalfa e 72 nomi divini e la parola Zohar che sta a indicare la Kabbalah. Quindi è poi costruito tramite una difesa con uno smagnetizzatore e qui in alto abbiamo il cerchietto colom per fare in modo che non c'è bisogno del punti cardinali del nord. Quindi mettiamo il nostro testimone e col pendolino raggruppiamo. Bene, facciamo minimo 21 giri, ma l'ideale sarebbe far correre il pendolino fin quando non si fermi. Bene, fatto questo, ci fermiamo, prendiamo il nostro circuito e lo posizioniamo in posto sicuro, tipo sopra un armadio, dentro un cassetto o sopra un tavolo, e lo lasciamo riposare la nostra macchina almeno 9 ore, dopodiché possiamo tranquillamente smontare tutta l'apparecchiatura. Bene, cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola pillola e ripeto, è difesa radionica Pentalfa più 72 nomi divini.
Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e il Telegram, dove ogni lunedì sera abbiamo un percorso esoterico. Vi ricordo anche che mercoledì sera alle 20:30 il vostro Marietto è sul canale Tubo per una live gratuita con delle risposte con Pendolino e Sibille. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!